Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo giunti a Torreglia in provincia di Padova. Il comune è inserito all'interno del parco regionale dei Colli Euganei e si trova a 12 metri sul livello del mare, anche se all'interno del territorio ci sono colline che superano i 400 metri. Nel corso del programma, come sempre, incontreremo i protagonisti del territorio e scopriremo questo bellissimo paese che è la perla dei Colli Euganei. Qui nel corso dei secoli sono giunti tantissimi letterati, non aggiungo altro, a voi Torreglia. Torreglia è un paese di 6.200 abitanti in provincia di Padova ed è uno dei 15 comuni appartenenti al parco regionale dei Colli Euganei. L'etimologia di Torreglia deriva probabilmente da Tauriglia, ovvero una gara di tori che si sarebbe tenuta proprio in questi territori ad opera di Antenore, personaggio della mitologia greca legato anche alla nascita di Padova. Oppure un'altra ipotesi è legata alle parole turricola o turriglia, in riferimento a delle torri che furono erette in epoca medievale a difesa del territorio. In particolare una di queste torri si trovava sopra il borgo del Castelletto, un'altra nella località di Luvigliano e un'altra sul Colle della Mira, dove oggi sorge il campanile della chiesa di San Sabino. Torreglia geograficamente è divisa in una zona di pianura, quella oggi più densamente popolata, e una zona di collina dove invece si respira la storia e l'antichità di questo borgo. Torreglia è abitata fin dall'antichità grazie ai suoi terreni fertili, ma in particolare troviamo molte note su Torreglia in epoca romana, quando qui viene costruito un'importante opera idraulica, ovvero un acquedotto che portava dalle sorgenti del Monte Rina e Baiamonte l'acqua fresca verso le località contermini, in particolare verso il comune di Abano Terme. Oggi di quell'acquedotto non è rimasto un granché, se non un sito che è uno dei luoghi più rappresentativi di Torreglia, ovvero Fonte Regina, dove soprattutto nelle calde giornate estive gli abitanti del luogo, ma anche gli ospiti e gli escursionisti, trovano sicuro refrigerio. Il borgo di Luvigliano è un posto incantevole e il centro di questo borgo è rappresentato dalla chiesa di San Martino, che si trova tra la famosa Villa dei Vescovi e Villa Pollini. Un illustre personaggio di Torreglia, Cesare Pollini, noto musicista, compositore e pianista, che qui visse per alcuni anni e al quale oggi è intitolato anche il Conservatorio di Padova. Pollini amava abitare in questo luogo, sicuramente si è ispirato per alcune sue composizioni all'ambiente circostante e amava anche fare delle serate culturali dove invitava diversi amici. Tra questi amici un altro illustre personaggio di Torreglia, ovvero Roberto Feruzzi, che ha abitato a Luvigliano per molti anni, pittore di origine dalmata, nato a Sebenico e che deve la sua fama soprattutto a un'opera, il quadro che rappresenta la maternità, quadro che lui fece proprio qui a Luvigliano perché trovò ispirazione da una ragazzina, da una bambina di 11 anni che teneva in braccio il fratellino di pochi mesi. Questo quadro oggi è famoso in tutto il mondo e ci sono diverse rappresentazioni e possiamo dire che è una delle immagini della maternità assolutamente più diffuse. Luvigliano è ricordata anche per un tragico avvenimento avvenuto durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, ovvero l'eccidio di Vallarega, quando alcuni civili, 7 civili, vennero fucilati ad opera di soldati tedeschi. Parlando di ville non possiamo dimenticare anche la presenza di molte case di spiritualità nei luoghi di Torreglia e Luvigliano. Ovviamente la prima fra tutte è l'Eremo Camaldolese di Monterua, che è il colle più alto del comune di Torreglia perché raggiunge i 412 metri di altezza. Case di spiritualità come Villa Immacolata, Casa Sacro Cuore, Villa Assunta. Torreglia è definita la perla dei Colli Euganei. A me piace anche un'altra definizione, che è la culla del bello e del buono.
A Torreglia, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, si svolge anche una manifestazione denominata Festa della Mira, ed è una manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con tutte le associazioni del territorio. Parla proprio della magia di questo paesaggio, per dare agli abitanti del luogo la possibilità di sviluppare sempre un senso di appartenenza verso questo paese, ma anche per essere ospitali rispetto alle tante persone che visitano quotidianamente queste terre e che sono sicuramente ben accolte e che possono vivere un'esperienza unica e indimenticabile. Con il parroco di Torreglia andiamo a conoscere le chiese del luogo. Quando mi chiamano al telefono e mi presento, dico sempre parroco della comunità simpatica, dal cuore aperto e la porta spalancata di Torreglia. Dice un po' di quello che vorremmo essere, una comunità accogliente. Naturalmente qui su un'area del tutto particolare come questa area adagiata sui colli, la perla di Torreglia, la perla dei colli, tante cose rendono bella questa comunità. Vorremmo che fosse la gente, il suo modo di essere accogliente, a rendere questa località, questa comunità cristiana bella, come dice questo territorio. Sicuramente c'è un po' lo spirito di San Giovanni Bosco in questa chiesa, essendo l'immagine mariana la Madonna Ausiliatrice, ma c'è anche un'affezione particolare di questa comunità per la Madonna del Carmine. Questa immagine che troviamo presso la chiesa di San Sabino è particolarmente cara a questa comunità. Ogni anno, nella circostanza del pellegrinaggio mariano a Monte Ortone, il santuario mariano dell'area, questa immagine, assieme a alcune immagini dei santi patroni, viene portata sulle spalle insieme ad una popolazione che si mantiene fedele ad un impegno assunto nella circostanza in cui nel XVII secolo si sentì la necessità di votarsi un po' all'amore materno di Maria nella circostanza della famosa peste. Abbiamo anche un'altra frazione, sto parlando di Luvigliano, è la chiesa madre che in qualche modo ha dato l'origine e comunque da sempre Torreglia era un po' sorella minore, diciamo, rispetto alla comunità cristiana di Luvigliano, che oggi da un punto di vista appunto demografico è molto minore rispetto alla popolazione di Torreglia. In uno dei ristoranti storici di Torreglia andiamo a degustare i piatti e i prodotti tipici del territorio. Siamo all'antica trattoria Ballotta, risale al 1605, era prima di essere locanda un deposito dei conventi che erano sparsi qua nei colli. Nel 1605 decidono di aprire la strada che va verso Verona e Mantova e quindi vendono a privati questo locale che diventa subito una locanda. Ha ospitato anche l'albergo fino al 1970 e è la culla delle tradizioni locali. È la più antica di Padova come trattoria e si sono sempre fatti i piatti
amanti della tradizione. Le produzioni della nostra corte sono di sicuro i salami, quindi il nostro maiale dolce che produce il prosciutto di Montagnana, in questo caso è la culaccia, la soppressa, la pancetta, il lardo. Nel periodo autunnale è una grande tradizione anche l'oca qui da noi. Qui non mangia oca a San Martin, non becca un quattrin, si dice da noi, i salami d'oca, lo speck e il prosciutto. Formaggi presenti nella zona attorno ai Colli Euganei sono il grana padano, riconosciuto molto, le cacciottine fresche, altri formaggi filanti leggermente freschi. In qualche zona produciamo anche un simil asiago. In particolare quest'oggi, grazie proprio al pollaio, volevamo presentare la pasta fresca, quindi chiamiamo noi bigoli, questi spaghetti grossi tirati con la pressa, quindi con un po' di tempo anche per poterli produrre. Abbiniamo un ragù di carne d'anatra molto leggero, quindi soffritto nel vino e poi passato nello spadellare assieme ai bigoli, e il piccione, il torresano che non ha ancora volato. Le vecchie torri difensive divennero piccionaie. Il torresano si fa al forno, viene servito con la polenta e viene cotto guarnito a della pancettina del nostro maiale, sempre dalla nostra corte. In questo caso lo abbiniamo quest'oggi a della salvia fritta e la polenta gialla della nostra valle. Il territorio nostro si è sempre comportato bene anche con i vini, si è comportato bene sia con i bianchi che con i rossi. Abbiamo, assieme alle altre DOC e di OCG dei Colli Euganei, prodotto, e abbiamo 5 cantine in particolare a Torreglia che producono vini bianchi e rossi. Abbiniamo al torresano un favoloso rosso colli che produciamo mischiando il merlot al cabernet, ma non manca il moscato fior d'arancio. La frutta secca da abbinare di sicuro con il maraschino di Luxardo assieme ai saeti. I saeti è un altro dolce di pasticceria nostro che produciamo con farina bianca, ma non solo, mettiamo la farina da polenta, quindi con un po' di grano all'interno, l'uvetta e i pinoli. Se passate da Ballotta vi riconosceremo anche una monetina che chiamiamo i 5 schei de Mona, quindi non mancate, se passate in zona venite a trovare. Con Claudia Baldini andiamo a conoscere il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei. Il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei è gestito da Confesercenti Padova, un'associazione di imprese del commercio, del turismo e dei servizi che già da molti anni hanno deciso di investire sulla cultura. Abbiamo quindi deciso nel 2012 di aderire alla rete nazionale dei parchi letterari italiani, con la collaborazione quindi di Paesaggio Culturale Italiano e della Dante Alighieri. Infatti siamo già fortunati perché viviamo in un posto attraversato da tantissimi scrittori che sono arrivati qui da noi sulla scia di Francesco Petrarca, che ha deciso di passare gli ultimi anni della sua vita in un borgo all'interno del parco letterario che si chiama Arqua Petrarca. Ma dopo di lui sono arrivati tantissimi autori, poeti, incuriositi dei luoghi in cui questo vate aretino aveva deciso di trascorrere gli ultimi anni della sua vita, e sono stati poi attratti anche dalla bellezza del nostro paesaggio e del nostro territorio. Perfino hanno deciso di rendergli omaggio con dei versi oppure appunto con delle opere scritte. Il nostro intento è proprio quello quindi di invitare il lettore ad alzarsi dal proprio divano, dalla propria sedia, e di venire a leggere questi autori direttamente nei territori che hanno deciso di descrivere in quei testi. Nasce quindi la collaborazione con un'associazione culturale, i Nuovi Samizat, con il presidente e scrittore Paolo Gobbi, e abbiamo deciso di mettere in tutto il territorio del parco letterario delle targhe letterarie, in modo che il nostro ospite possa magari arrivare anche casualmente davanti a una targa, leggere il testo e dietro al testo vedere il territorio. La targa quindi per noi è un punto di arrivo
ma anche un punto di partenza, perché tutto intorno alla targa ci sono attività interessate alla cultura, al turismo culturale, e quindi dalla ricettività alberghiera ed extraalberghiera, ristoranti, trattorie, cantine, enoteche, tantissimi professionisti che vi possono accompagnare anche in escursioni sui Colli Euganei, percorsi in bicicletta, in mountain bike, sentieri, trekking, alla scoperta quindi del territorio. Torreglia è anche terra di ottimi vini, andiamo a visitare una delle aziende vitivinicole del luogo. I Colli Euganei hanno una caratteristica fondamentale perché sono territori vulcanici che conferiscono una particolare mineralità ai vini prodotti qui. In questo territorio, nel comune di Torreglia, noi facciamo parte comunque del consorzio dei vini DOC dei Colli Euganei, che annovera circa 100-120 cantine in totale. Facciamo parte anche dell'associazione La Strada del Vino, e i vini prodotti qui sui colli, principalmente parliamo della DOCG, Moscato Fior d'Arancio, Moscato Giallo. È un vino su cui il consorzio ha puntato molto perché è un vino che può produrre soltanto questo territorio. Sono presenti le tre tipologie: Moscato dolce, moscato secco e moscato passito. Altri vitigni importantissimi di questo territorio sono sicuramente le uve prodotte per i tagli bordolesi, che sono oltre 150 anni e che si coltivano dalle nostre parti, per cui a pieno titolo possiamo rivendicarle come uno dei vitigni caratteristici del territorio. Tra l'altro possiamo affermare tranquillamente che sono sicuramente tra i migliori vini tagli bordolesi, Merlot e Cabernet prodotti in Italia, sicuramente quelli che hanno il miglior rapporto qualità-prezzo. Molte cantine stanno recuperando vitigni dimenticati. Dal punto di vista enologico sta facendo passi da gigante grazie ad alcune cantine che hanno invertito la tendenza da produzione di quantità a produzione di qualità, e molti giovani produttori che oggi fanno parte appunto anche loro del consorzio e stanno veramente vinificando con passione e con prodotti che sono apprezzati in tutto il mondo. Tra i letterati maggiormente legati a Torreglia figura senz'altro l'abate Giuseppe Barbieri. Andiamo a saperne di più con il professor Paolo Gobbi. Ci troviamo esattamente davanti alla Villa Barbieri, oggi Villa Verson. E questa è stata la villa che Giuseppe Barbieri ha acquistato nei primi dell'Ottocento, ha voluto restaurare, ha voluto ampliare per renderla confortevole e adatta alle sue necessità di studioso, ma anche di appassionato agricoltore dei prodotti tipici dei Colli Euganei. Dalle colline bassanesi, dove era nato, alle colline dei Colli Euganei, due luoghi che lui unisce in una sorta di poesia del territorio, poesia del paesaggio, e che qui trova una sorta di canto ideale dedicata proprio come a un idillio del territorio euganeo. Barbieri scriverà in questa villa Le Veglie Taureliane, che è un'opera che risale al 1821 ed è una sorta di conversazione con vari personaggi, alcuni marginali, alcuni reali, a cui racconta appunto durante le sue veglie notturne, soffriva evidentemente di insonnia, i vari lavori e le varie passeggiate e le varie occupazioni che durante le sue giornate in questa dimora ottenevano occupato. Per cui studi, ma anche appunto un interesse per la coltivazione delle piante più diverse, possibilmente tipiche della zona, per cui le vigne, gli ulivi e un orto generoso che sapeva appunto trasformare magicamente in prodotti che poi altrettanto in maniera consapevole apprezzava. Lui è stato per alcuni anni un frate del monastero di Praglia. Quando ha capito che con quella missione religiosa e con quel luogo aveva in qualche modo interrotto qualsiasi rapporto, ha comunque voluto mantenersi saldamente legato a questo territorio,
territorio, appunto venendo ad abitare in questa villa. Ci sono due barbieri, appunto il barbiere poeta che risente della poesia neoclassica, che lui eredita visto il periodo in cui è vissuto, ma anche della poesia romantica che gli viene trasmessa dal suo, come dire, maestro di eccellenza, che è Melchiorre Cesarotti, il grande cantore dei canti di Ossian, e quello che ha divulgato quest'opera in buona parte d'Europa con una traduzione straordinaria che è stata apprezzata da tutti i letterati del tempo, dal Foscolo, Leopardi, il Manzoni. E Barbieri ha continuato quel cammino intrapreso dal suo maestro, continuando a tessere le lodi di questo territorio, un territorio che è diventato una sorta di Arcadia euganea, questo di Torreglia, visto che insieme appunto alla presenza del Barbieri negli anni successivi troveremo poi la presenza di altri illustri personaggi che hanno saputo eleggere questo paesaggio e descrivere magicamente. Buzzati ha saputo illustrare magnificamente col suo stile straordinario la Villa dei Vescovi, altrettanto ha fatto il Tommaseo pochi anni dopo il Barbieri. E il concetto Marchesi sul Rua, spesso ospite del monastero, è il luogo in cui si ritirava per ritrovare quella pace che evidentemente nel trambusto, nel travaglio della quotidianità a Padova non riusciva a ritrovare, ma che appunto in questi luoghi del paesaggio euganeo ha saputo appunto riconoscere. Continua il nostro itinerario a Torreglia, adesso andiamo a visitare la meravigliosa Villa dei Vescovi. Villa dei Vescovi nasce nel 1535 ed è una villa pre-palladiana. Il Veneto, i Colli Eugani sono terre di ville venete, però questo è il primo esempio di ville venete ed è stato edificato da questo architetto abbastanza conosciuto, Falconetto, e nella sua storia però poi si sono successi altri nomi importanti come Giulio Romano, come Scamozzi, che hanno appunto creato la villa come la vedete voi oggi. All'interno invece è intervenuto un pittore fiammingo, Sustris, che ha portato, secondo me in maniera geniale, il significato degli architetti nelle pareti di questa villa, cioè l'unione tra l'architettura e la natura. Villa dei Vescovi è stata della Chiesa per molto tempo, finché questa grande famiglia milanese, gli Olcese, poi l'hanno acquistata negli anni 60 e nel 2005 è arrivata al FAI, al Fondo Ambiente Italiano, che è il proprietario di oggi della villa, e nel 2011 abbiamo aperto al pubblico ridandola a tutti quanti noi, a tutti quanti voi. L'antica chiesa di San Sabino ha dei forti legami con alcuni letterati che hanno frequentato Torreglia. Andiamo a saperne di più con Don Giulio Osto. Sono ben 4 le testimonianze letterarie legate a questo luogo. Innanzitutto il genius loci di Torreglia, che è il professor Jacopo Facciolati, che qui è nato, che ha scritto il primo vocabolario di latino della modernità, che era molto legato a questa chiesa e che personalmente ha finanziato il restauro concluso nel 1765, che possiamo ancora ammirare poiché l'assetto attuale della chiesa è settecentesco, e ha donato inoltre a questa pieve l'opera più preziosa che c'è a Torreglia, che è una tavoletta dell'Adorazione dei Magi, copia del Mantegna. La seconda testimonianza letteraria è legata all'abate Giuseppe Barbieri, che proprio qui in questa chiesa volle essere sepolto, e
Grazie alla presenza del Barbieri qui a Torreglia ci sono stati tanti contatti con poeti e letterati, tra i quali spicca l'incontro tra il Barbieri e Tommaseo, che viene ricordato da una targa presente proprio nella chiesa di San Sabino, nella stessa parete nella quale è collocato il sepolcro di Barbieri. E questa targa documenta forse l'esperienza letteraria più bella legata a Torreglia, poiché il Tommaseo scrisse da giovane 17enne una poesia di ben 87 versi in latino, in esametri latini. Questa bellissima poesia è stata riscoperta grazie a una pubblicazione che ha fatto risvegliare da un oblio di quasi 2 secoli questo Carme. Ecco, questa pubblicazione Cantiamo Torreglia, perché così comincia la poesia di Tommaseo, Tauriliam Canimus, nasce all'interno della 4ª esperienza letteraria, il premio di poesia Parola e Mistero, premio San Sabino, legato a questo luogo, a questa chiesa, è organizzato a cadenza biennale a partire dal 2001 proprio dalla parrocchia di Torreglia. Ti aspettiamo che ti vengi in Torreglia a vedere la nostra natura incontaminata e con la possibilità di fare delle belle camminate sui nostri colli euganei. Torreglia, in provincia di Padova, merita più di una visita. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Torreglia e nei magnifici colli euganei. Ciao! Vi aspettiamo tutti a Torreglia sui colli euganei. A presto!